Il calcio, il campionato di promozione, Aragona Fulgatore 1-1. Post gara Aragona Fulgatore finisce 1-1 al Toto Russo, in sala stampa mister Carmelo Giordano per analizzare questa partita. Come accetti questo pareggio? Cosa hai da rimproverare ai tuoi ragazzi? Oggi abbiamo incontrato una squadra forse con la media di età più bassa del girone, una squadra bella, viva, una squadra che ci ha messo in seria difficoltà e questo punto va accettato con umiltà, perché potevano essere zero, perché credo che ai punti il Fulgatore avrebbe meritato qualcosa in più. Cos'è mancato oggi alla tua squadra? Cos'è successo? Forse siamo arrivati a questo appuntamento stanchi, che abbiamo spinto tanto. Era una macchina costruita per dare 50, l'abbiamo portata a rendere a più di 100. Quindi, però penso che questo punto a fine campionato possa essere davvero pesante. Cosa invece salvi di questa partita? Cosa ti è piaciuto? Il secondo tempo è stato... Diciamo che pur non essendo brillanti come al solito, perché abbiamo cercato troppo l'individualità e poco il gioco collettivo, che è quello che ci esalta, salvo diciamo, la reazione, il carattere, la voglia di ricercare il risultato fino alla fine. Abbiamo beccato al 93esimo la traversa con Genova, quindi però merito al Fulgatore che oggi ci ha messo davvero in seria difficoltà. Guardando gli altri risultati, ha perso l'Alcamo, pareggio del San Giovanni Gemini, risale il Marineo. Com'è stata questa giornata? Un bel campionato, che rientri in Marineo è importante, perché significa che fra le 5-6 metterei anche Margheritesi e Salemi dentro, significa che, come testimonia il risultato oggi, puoi vincere con chiunque, puoi perdere con chiunque e puoi fermarti sul pareggio con diverse squadre, perché il livello del campionato è livellato. Il girone A secondo me tecnicamente non me ne vogliano gli altri, ma forse è il più forte, quindi però ripeto, per rinfrescare la mente a qualcuno che magari stasera si divertirà a scrivere sui social, noi siamo stati costruiti per migliorare il trend dell'anno scorso. Questa squadra chiude il girone di andata con 36 punti, lo chiude da prima della classe, lo chiude avendo portato tantissima gente allo stadio. Abbiamo riacceso l'entusiasmo della città di Aragona e questo era l'obiettivo primario e ci siamo riusciti bene. Un punto nelle ultime due partite. Sei preoccupato? No, non sono preoccupato, anzi ti dico che questo punto a fine campionato sarà un punto pesante. Ora ricarichiamo le batterie, ci fermiamo qualche giorno perché è giusto che i ragazzi rifiatano, perché dal punto di vista fisico ma soprattutto mentale questa squadra nel giro d'andata ha sprecato tantissime energie. Colgo l'occasione per augurare un buon Natale a tutti i tifosi di Aragona, a tutti gli addetti ai lavori e ci vediamo nel 2026 con l'auspicio che sia un anno ricco di soddisfazioni e pieno di salute.